persone che l'hanno spinto in alto attraverso la loro fedeltà, la loro obbedienza e la loro sottomissione. Vincenzo, io ho avuto questa immagine, vi voglio leggere questa scrittura in Prima Cronache, capitolo 11, verso 10. Questi sono i capi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide, che gli diedero un grande appoggio con tutto Israele nel suo regno per farlo re, secondo la parola dell'Eterno riguardo ad Israele. Io credo che al di sopra di tutto Dio regna, governa e signoreggia. E quando è sorta la parola della grazia, Dio ha fatto sorgere delle persone che dovevano avere un ruolo importante per portare avanti l'opera di Dio e il mandato e la missione che il Signore ci ha affidato. E una di queste persone, senza alcun dubbio, è Vincenzo. Una persona valorosa, al servizio sempre, che è stato un grande appoggio, come abbiamo detto in questo verso. Per me è stato un grande appoggio, un grande aiuto, sempre disponibile per qualsiasi cosa. E un'altra cosa, questa personalmente per me che voglio dire, se devo definire Vincenzo nel suo servizio ministeriale, nel suo lavoro per il Signore, forse molti di voi che non l'avete conosciuto non sapete che Vincenzo era un orfano, ma è stato un orfano che ha fatto da padre a tanti. Oggi ci sono tante persone che ne riconoscono la paternità e che piangono la sua paternità. Questo è un miracolo, perché normalmente un orfano genera altri orfani, ma un orfano guarito da Dio diventa padre, è un padre che sa fare il padre ad altri